Venezia, Brugnaro si dice favorevole all'Election Day e nella stima al governo della conta dei danni dalla pandemia parla di oltre 150 milioni di euro. Il presidente Zaia torna sulla data delle elezioni regionali. Le nostre osservazioni non sono state prese in considerazione e spiega come funziona la app contro i contagi. Annunciata dal professor Crisanti, la nuova fase del progetto VO durerà circa 6 mesi, poi si avranno risposte a molti dubbi su questo virus mutevole, in primis la necessità o meno di un vaccino, dice ora Jesolo, dove la scorsa notte un uomo è morto nel rogo della sua abitazione, l'incendio molto probabilmente innescato da una sigaretta accesa. L'Associazione Veneziana Albergatori ha elaborato un protocollo per la sicurezza sanitaria nelle proprie strutture in vista della riapertura post allarme coronavirus. Sarà attivo da domani il nuovo numero verde di Veritas riservato alla prenotazione dell'accesso ai 29 ecocentri del territorio, dove si potrà andare quindi solo su appuntamento. Mario Brugnera, dalle giovanili del Nettuno Lido allo storico scudetto del Cagliari Calcio, di cui si celebra in questi giorni l'anniversario, in un mare di ricordi. Buonasera, ben ritrovati in diretta, edizione veneziana dei telegiornali di Antenna 3. Partiamo dai numeri, dalle cifre di questa giornata, perché il bollettino emesso oggi dalla Regione Veneto parla di 277 nuovi contagi nelle ultime 24 ore, siamo a 10.077 casi attualmente positivi, 16.404 dall'inizio dell'emergenza, 11.059 i soggetti in isolamento domiciliare. I decessi registrati sono stati 33, di questi 2 al Cafoncello di Treviso, 177 i posti occupati in terapia intensiva, calano i ricoveri in area non critica, meno 43, siamo dunque a 1230. Record nel Veronese con gli 8 decessi, a Villafranca, 3 a Peschiera, 1 a Legnago, 1 a San Bonifacio e 1 a Borgo Roma. Per quanto riguarda il veneziano, 1 a Milano, 1 a Dolo, 1 a Villa Salus a Mestre. Oggi il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, ha espresso il suo parere favorevole all'Election Day, così a margine dell'incontro con gli altri 6 sindaci dei capoluoghi del Veneto che uniti hanno presentato un documento al governo. Puntare sui comuni per la ripartenza, la prima conta dei danni però nella sola Venezia è di oltre 150 milioni di euro. Tienti duro. Comune di Venezia, battiamo tutti, abbiamo per adesso un buco assolutamente certificato, si può dire, di 115 milioni, solo il comune senza le mancanze IMU e senza le partecipate. Ti parlo che alla CTV siamo sotto di 80-100 milioni. Questa è la città di Venezia, quando dico in ginocchio intendo proprio in ginocchio io. Cifre da capogiro e siamo solo alla prima conta dei danni con la voragine che investe anche Veritas. 40-50 milioni di Veritas e poi avremo da calcolare Casinò, la Fenice di Venezia, i musei civici eccetera, ma questo lo rilasciamo piano piano facendo i conti. Stop all'assistenzialismo, dice il sindaco Brugnaro, evidenziando come tra le problematiche da risolvere in questa fase 2, la ripartenza, rientri la non secondaria gestione dell'ordine pubblico. La crisi conseguente, dice, all'azzeramento dei turisti in città. Un esempio su tutti, il trasporto pubblico locale dei vaporetti, ad esempio. Delle 540.000 ore annue, 180.000 erano coperte dalle entrate di biglietti CTV venduti ai turisti, che finanziavano interamente invece le corse dei ferryboat. Le paure delle persone, io lo dico perché vorrei cercare di dare quella speranza alla gente che ha il groppo in gola, a quelli che si svegliano di notte e piangono. Questa è la situazione nelle case, perché bisogna sbloccare intanto tutte le filiere industriali. Penso noi abbiamo la calzatura nella Riviera del Brenta, tutto il settore della moda, ma il commercio in generale. Non ha senso che io in un ristorante non posso andarmi a prendere un pasto magari confezionato e portarlo a casa se poi posso andare a comprare la frutta e verdura. La stessa cosa vale per andarsi a prendere la pizza. Questi alcuni tra i 20 punti del documento presentato dai 7 sindaci dei capoluoghi del Veneto al governo, con Brugnaro che in tema di voto verso settembre-ottobre si dice favorevole alla data unica per il rinnovo di regione e comune. L'Election Day secondo me è la cosa migliore, perché non possiamo neanche in questo momento di crisi economica fare più elezioni, questo mi pare ovvio. Non ho capito qual è la data, ma oggi non mi pongo proprio questo problema, mi pare che ne ho già parecchi.
E il presidente Zaia nella consueta conferenza stampa è tornato sul tema della app che molte polemiche sta suscitando e sulla data delle elezioni regionali. Le nostre osservazioni, ha detto, non sono state prese in considerazione nel decreto approvato dal Consiglio dei Ministri. Sono stati fatidici 70 giorni, no? La curva sale, arriva al picco e va giù, ma poi tutti hanno deciso di attivare la fase ovviamente della convivenza, al punto tale, ve la liquido con una battuta, che il 15 aprile la Corea è andata al voto. Parlando dei 70 giorni durante i quali l'andamento dell'epidemia si è sviluppato nei primi paesi in cui il virus si è presentato, il presidente del Veneto con una battuta introduce il tema delle elezioni dopo che il Consiglio dei Ministri ha fissato la finestra per il voto con un'unica data per regionali e amministrative tra metà settembre e metà dicembre. Argomento sul quale Zaia torna poco dopo, spiegando come ai governatori che andranno al rinnovo fosse arrivata formalmente una bozza del decreto sulla quale avevano presentato le loro osservazioni. Ha condiviso il periodo che era quello del 5-6 luglio fino al 15 settembre. Era una convocazione delle urne solo per le regioni. Abbiamo chiesto, uno, di fare in 2 giorni le elezioni, quindi metterci anche lunedì fino alle ore 15. Prima richiesta che abbiamo fatto. Secondo, abbiamo chiesto di far votare anche i nostri cittadini che sono all'estero nei consolati. Punto. Sono andati in Consiglio dei Ministri e ne è uscita una roba che non c'entra niente con quella che ci hanno chiesto di osservare. Spero che qualcuno abbia il buon gusto di informare, lo facciamo anche noi, da parte del governo, di informare il Capo dello Stato che quel provvedimento non è stato assolutamente quello approvato, minimamente condiviso con le regioni. Ma c'è anche un altro tema che in queste ore sta facendo discutere ed è quello dell'app per intercettare i contatti di cittadini positivi. Zaia ha voluto spiegare ancora più dettagliatamente il funzionamento facendo l'esempio di 2 viaggiatori, uno del nord e un altro del sud, che si incontrano casualmente in un bar e iniziano a chiacchierare per un tempo di almeno 15 minuti, stando a meno di 2 metri di distanza. Sono i 2 elementi che le applicazioni hanno: distanza inferiore di 2 metri tra i 2 conversanti e più di 15 minuti di conversazione. I 2 telefonini che avranno le applicazioni scaricate dialogano tra di loro e registrano il contatto. Una volta rientrato a casa, uno dei 2 viene trovato positivo, sintomatico e ricoverato in ospedale. I medici in questo sono in Corea, i medici che sanno che c'è l'applicazione chiedono di vedere i contatti di quel telefonino, chiamano subito uno dei 2, quello che in teoria è sano, e gli dico: fai a farti subito un tampone in una struttura ospedaliera perché tu hai avuto un contatto con un positivo. Un'app che ha suscitato molte polemiche sul tema privacy. Sono giuste le questioni che si pongono rispetto alla privacy. Non è un obbligo di legge, Cioè, vorrei anche aggiungere che forse se abbiamo un aspetto negativo in Veneto è che noi non l'abbiamo fatta l'applicazione. Cioè noi non ce l'abbiamo, perché abbiamo sempre detto se ci sarà a livello nazionale. Non sto promuovendo applicazioni altrove, vi dico che così funziona l'applicazione, senza bisogna aspettare sulla porta dell'ospedale che arrivi qualcuno di ammalato. Punto. L'importanza dell'app è stata ribadita anche dal commissario per l'emergenza Domenico Arcuri senza troppi giri di parole. L'alternativa alla mappatura tempestiva dei contatti è semplice, spiega. Le misure di contenimento non possono essere alleggerite e noi dovremo continuare a sopportare i sacrifici che abbiamo sopportato in queste settimane, privandoci di quote importanti della nostra libertà. Ed è stata annunciata dal professor Crisanti la nuova fase del progetto VO. Durerà circa 6 mesi, poi si avranno risposte a molti dubbi su questo virus mutevole, in primis la necessità o meno di un vaccino. Progetto VO fase 3. Nel corso del punto stampa quotidiano del governatore Zaia, il virologo professor Crisanti ha annunciato il nuovo studio che partirà con tutta probabilità il 25 aprile e che ha una grande ambizione: capire cosa succede quando il virus si trasmette da una persona all'altra. L'obiettivo è di dare risposta a tutta una serie di domande che ancora non hanno trovato risposta, in modo particolare il ruolo degli anticorpi nella protezione, il ruolo delle mutazioni del virus nel determinare la virulenza e la genetica umana nel determinare se una persona si ammala in una forma grave o in una forma lieve. Diciamo questo, quindi verranno fatti dei campionamenti per prelevare il sangue a queste persone, verranno testati gli anticorpi e verrà
fatto il sequenziamento genetico del genoma di queste persone. Questo permetterebbe di identificare chi è potenzialmente resistente o molto suscettibile al virus e dare risposte a molti dubbi, come ad esempio il fatto che nel cluster ci siano 7 persone positive da circa 8 settimane. La popolazione di VOC ci permette di contestualizzare i risultati e cercare di capire se determinate risposte si associano per esempio alla protezione o meno. Ci permette di capire se determinate persone perché si sono ammalate o altre perché non si sono ammalate. Noi abbiamo nuclei familiari in cui ci stanno 3 persone ammalate e una che non era ammalata. Allora noi siamo interessati a capire ma perché questa non si è ammalata. Uno di voi ha detto ma ci sono persone che sono positive da 50 o più giorni. Ecco, noi vogliamo capire perché queste persone rimangono positive, che cosa le differenzia dall'altri. È il virus che è differente o solo le persone che sono differenti? Il nuovo studio, circa 2 milioni di euro e una durata di 6 mesi, darà risposte anche su quelle che saranno le soluzioni migliori da adottare per proteggersi. Può dare una risposta se effettivamente un vaccino ha senso o meno, tanto per iniziare, quindi ci mettiamo l'anima in pace oppure invece investiamo più sforzi, tanto per fare un esempio. Oppure questo studio ci può dire di guardare a particolari geni in una persona per vedere se questa persona è più predisposta a sviluppare una malattia grave piuttosto che un'altra, quindi chiaramente può entrare in un percorso terapeutico completamente diverso. Fondamentale la collaborazione dei cittadini. Alla popolazione di Vo va il mio ringraziamento e anche al sindaco perché hanno capito l'importanza sociale di questa cosa. Loro in questo momento stanno dando qualcosa di fatto all'Italia. Ora la cronaca, andiamo a Jesolo dove la scorsa notte un uomo è morto nel rogo della sua abitazione, l'incendio molto probabilmente innescato da una sigaretta accesa. Hanno trovato la causa dell'incendio che dovrebbe essere dovuta a una sigaretta dell'inquilino, del proprietario inquilino che risiedeva nell'appartamento sopra al secondo piano. Morire per una sigaretta lasciata accesa. Con tutta probabilità è stato questo il tragico destino di Lino Rossetto, 65 anni, che viveva in questo condominio di via Mameli a Jesolo Lido, quasi all'entrata di Piazza Drago. La zona, per chi frequentava la spiaggia fino a metà degli anni 90, è dove sorgeva la storica discoteca Alla Villa, oggi diventata un nugolo di condomini, in parte residenze, in parte seconde case. E Lino Rossetto viveva qui da molti anni, anche se con poche frequentazioni con i vicini. È stato uno di questi a chiamare i soccorsi la notte appena trascorsa. Alle 2 del mattino ho sentito un rumore di tapparella cadendo e dopodiché ho sentito anche l'odore del fumo e mi sono andato fuori dall'appartamento per le scale e mi sono accorto subito che l'appartamento del signore ha preso fuoco. Senta, ma viveva da solo questa persona? Sì. Una persona molto riservata poi tra l'altro? Sì, molto riservata. I vigili del fuoco sono entrati forzando questa finestra mentre le altre stavano scoppiando, divorate dal fuoco. Un rogo che ha devastato veramente tutto, facendo crollare parte del soffitto nel salotto. Inutile ogni tentativo di rianimazione per l'uomo, probabilmente morto per soffocamento prima che per le ustioni. Tutti i residenti sono stati fatti evacuare in gran fretta nel cuore della notte e sono rimasti all'esterno fino alla mattinata di oggi, quando sono terminate le operazioni dei soccorritori. Nessuno di loro ha avuto bisogno delle cure dei sanitari presenti sul posto. Il fabbricato è perfettamente agibile, non c'è nessun tipo di problema per i risiedenti e niente, adesso stiamo attivando tutte le procedure, quello che serve. Però ci sono 2 appartamenti inagibili? Sì, sono 2, uno quello che ha causato il danno e quello soprastante del terzo piano. Lino Rossetto era molto conosciuto nell'ambito dello sport iesolano, in particolare il basket che aveva rilanciato dagli anni 80 fino alla fusione con il San Donà. Poi dopo 30 anni Rossetto si era lentamente defilato, concentrandosi nell'attività di ristorazione per alcuni alberghi della zona che condivideva con il fratello. L'Associazione Veneziana Albergatori ha elaborato un protocollo per la sicurezza sanitaria nelle proprie strutture in vista della riapertura post allarme coronavirus. Tutto è stato studiato nel dettaglio, dall'igiene nelle camere alle distanze in sicurezza nelle sale colazioni. Gli alberghi veneziani sono pronti a ripartire, ma nulla sarà come prima. Perciò l'Associazione Veneziana Albergatori ha pronto un protocollo di buone pratiche cui attenersi per evitare il contagio. Una serie di misure studiate nel dettaglio a beneficio sia degli ospiti che di tutto il personale.
Per la metà di giugno riapriranno nella gran parte, qualcheduno forse si arrischierà anche dai fine maggio, inizio giugno. Dipenderà anche molto dall'apertura dei musei e dall'apertura dei ristoranti, insomma la città dovrà tornare ad essere vivibile prima che tornino i primi turisti. Saranno turisti italiani soprattutto e poi giungeranno turisti di prossimità, quindi svizzeri, austriaci, francesi del sud, insomma tutti coloro che possono arrivare velocemente in città. Si comincia a vedere la luce in fondo al tunnel. Noi non trasformeremo gli alberghi in ospedali, noi non faremo sì che il turista quando viene in albergo si senta ospedalizzato, però indubbiamente creeremo delle condizioni certe di sicurezza, per cui abbiamo già stabilito un protocollo sanitario con i nostri tecnici dell'ufficio ambiente coordinati dal dottor Boemo, un'iniziativa che è stata ideata e supervisionata dalla dottoressa Lain, direttrice generale dell'Hotel Cassagredo, e che l'associazione farà propria, nel senso che verrà dato a tutti coloro che seguiranno il percorso sanitario, il protocollo sanitario fatto dall'Associazione Veneziana Albergatori, verrà dato un bollino di garanzia. Un lavoro certosino, condensato in 30 pagine e coordinato da Francesco Boemo, che si addentra in qualche dettaglio. Ad esempio di nuovi modelli comportamentali. L'accesso agli spazi condivisi, quindi agli spazi comuni, dovrà essere effettuato secondo un criterio di 4 persone ogni 10 metri quadri, mentre per l'utilizzo di alcuni supporti che normalmente vengono utilizzati da più persone, quindi telecomandi, controllo remoto per l'aria condizionata, abbiamo previsto delle procedure particolari di sanificazione. Aiutare i bimbi con disabilità intellettiva permettendogli di recarsi al parco nel rispetto delle limitazioni da Covid-19, la richiesta presentata con interrogazione a Ca Farsetti dalla capogruppo del PD Monica Sambo. Riaprire i parchi pubblici e le aree verdi della città a sostegno dei bambini, ragazzi e persone con disabilità intellettiva, al fine di evitarne una regressione rispetto ai progressi fatti finora, è l'interrogazione comunale presentata nei giorni scorsi a Ca Farsetti dal capogruppo del Partito Democratico. È evidente che condividiamo appieno i limiti che sono stati posti per la salute pubblica, ma per questi bambini, questi ragazzi e queste persone l'isolamento e la impossibilità di muoversi può comportare molte volte la regressione rispetto a dei risultati e delle conquiste ottenute in mesi o addirittura in anni. La richiesta, spinta dalle sollecitazioni di molti genitori e a sostegno delle tante famiglie di persone con disturbi autistici e patologie psichiatriche. Per chiedere di attivarsi con tutte le altre autorità competenti, dal prefetto alla ASL, al governo, per poter riaprire alcuni parchi o aree verdi del Comune di Venezia, ovviamente in totale sicurezza. L'intento, anche nel Comune di Venezia, sulla scia di quanto già adottato in accordo con ULSS e Regione Emilia-Romagna nel Comune di Gambettola. Speriamo che per il bene di questi bambini e ragazzi e queste persone questa richiesta possa essere ben presto accolta. Sarà attivo da domani il nuovo numero verde 800 166 629 riservato alla prenotazione dell'accesso ai 29 ecocentri del territorio di Veritas. Sarà funzionante dal lunedì al venerdì, festivi infrasettimanali esclusi, dalle 8:30 alle 17. Veritas ricorda che l'ingresso negli ecocentri è subordinato alla prenotazione, quindi non saranno accolte persone senza appuntamento. È inutile presentarsi ugualmente davanti alla struttura, tra l'altro questo comportamento rappresenta una violazione all'ordinanza sulla mobilità anticoronavirus. Gli operatori di Veritas non sono autorizzati a far entrare utenti privi di prenotazione e comunque segnaleranno alle autorità di pubblica sicurezza le persone o le targhe dei veicoli di chi si presenterà ugualmente. Nel caso queste disposizioni non fossero rispettate e si dovessero verificare assembramenti, gli ecocentri saranno di nuovo chiusi. Questa dunque la soluzione escogitata da Veritas per evitare le lunghe code agli assembramenti. Mario Brugnera, parliamo di lui adesso, partito dalle giovanili del Nettuno Lido per arrivare allo storico scudetto del Cagliari Calcio di cui si celebra in questi giorni l'anniversario. Brugnera continua a vivere in Sardegna, abbiamo bussato alla sua porta in un mare di ricordi. Nel leggendario Cagliari dello scudetto stagione sportiva 1969-70 c'era anche un veneziano, Mario Brugnera. Era il Cagliari guidato dall'intramontabile Gigi Riva
e proprio in questi giorni si celebra il 50° anniversario di quel formidabile storico traguardo. Mario Bruniera, partito dalle giovanili del Nettuno Lido per arrivare allo scudetto in Sardegna, terra dove continua a vivere e che non ha più abbandonato anche dopo aver concluso l'attività agonistica. L'unica cosa dello scudetto che mi ricordo è la partita contro la Juve, quando stavamo perdendo 2-1 contro la Juve, che poi lo bello a 15 minuti dalla fine ci ha fischiato un rigore per il Cagliari, l'ha battuto Gigi Riva e ha fatto gol. Abbiamo fatto 2-2 e da lì ci siamo accorti che abbiamo vinto, insomma ci siamo messi il 90%, lo scudetto in tasca. Indimenticabile la partita dello scudetto per uno che ha sempre avuto la maglia del Cagliari come una seconda pelle, disputando 400 partite e segnando 42 gol. La partita decisiva in casa col Bari, che abbiamo vinto 2-0 e lì abbiamo vinto lo scudetto, era gli anni 70. Se l'emergenza sanitaria verrà risolta, appuntamento come sempre a giugno, tra meno di 2 mesi al Lido, da dove tutto è partito, verso la gloria sportiva. Ogni anno a giugno mi vengo a fare 15 giorni al Lido, lì c'ho ancora dei fratelli, delle sorelle, al Lido c'ho sempre tantissimi amici. Gli studenti, ognuno davanti al suo computer a casa, dall'altra parte dello schermo in caserma il comandante della stazione dei Carabinieri di Spinea per parlare di legalità digitale e cyberbullismo in videoconferenza. L'iniziativa è partita dal dirigente scolastico dell'Istituto Luzzatti di Mestre, in particolare tra la 60ina di studenti connessi le domande si sono concentrate sulla sicurezza dei sistemi utilizzati per la didattica a distanza e sui vari applicativi che vengono installati sui PC e i tablet. Il maresciallo ha risposto chiarendo i vari dubbi. E continuate a mandarci i vostri video per Bimbi in TV, vi chiediamo di inviarci via WhatsApp al numero 35117 55340, non dunque delle semplici foto ma dei brevi video possibilmente in orizzontale, storie, giochi e passatempo dei nostri bambini che potranno così diventare, se lo vorrete, davvero dell'energia per tutti noi. Grazie per averci seguito, io vi saluto e vi lascio alle previsioni del tempo per domani. Arrivederci. Ben ritrovati al meteo. L'anticiclone torna ad influenzare il tempo. Mercoledì 22 aprile sarà una bella giornata di sole. Vediamo il dettaglio con l'aiuto della nostra grafica. Sul Veneto splendida giornata soleggiata un po' su tutti i settori della regione. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso con tempo generalmente asciutto e ventilato in pianura e sui rilievi ma soprattutto sulle aree costiere. Temperature minime tra 3 e 10 gradi, valori massimi oscillanti invece tra i 20 e i 22 all'incirca. Ampio soleggiamento anche sul Friuli, Venezia e Giulia, il cielo si presenterà sereno o al massimo con qualche velatura, non sono attese piogge degne di nota. Temperature minime fino a 12 gradi, massime oscillanti invece anche qui tra i 20 e i 22 gradi. Ci spostiamo infine a vedere la situazione del Trentino Alto Adige dove non cambia di molto, anche qui bel tempo con tanto sole ovunque e cielo velato. Temperature minime sui 5-7 gradi, massime invece fino a 23 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, vi do appuntamento ai prossimi aggiornamenti. Arrivederci.